Ancora una big per mettere di più alla prova questo gruppo a sfidare la seconda squadra di Palermo tra le protagoniste di inizio stagione. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Santissima Trinità e Geraci Athletic Palermo. Siamo nella sesta giornata del girone A di eccellenza siciliana. A Punzi, pallone profondo, lo stop di petto e il tiro al volo con Giuliano. Alla battuta Caronia, pallone messo dentro, colpo di testa, salvataggio sulla linea. Lopizzo senza paura, il classe 2006, lancio lungo, Rudonia, l'aggancio al volo, Rudonia, la traversa incredibile. Pette, non il tocco di Bonamaison, 1-2, il tiro in gol del Geraci, ha segnato Agustin Bonamaison, il vantaggio, il primo gol in maglia Geraci di Agustin Bonamaison. Guadagnoli non la prende di testa, poi Rudonia, viene anticipato il tiro di Guadagnoli. Pareggio dell'Aspra contro il Mazzara, il gol di Marrone, il tiro da fuori, traversa incredibile di Mendola. Mustacciolo, sale anche Corsino, si va però sulla fascia mancina, il tiro al volo di Consiglio. Guadagnoli proprio contro Gianmarco Corsino, Guadagnoli va verso l'interno, il tiro centrale, non trova nessuno, è stato anche un po' debole, occhio alla prateria per Graziano. Graziano entra in area contro Barbagallo, scivolata evitata. Il passaggio per Giovagnoli, va col mancino, calcia! Bonamaison, Gusso, largo, Pette, non il tiro! Caronia, riesce il passaggio, Mustacciolo, Bonamaison, pane bianco sullo stretto, si infila pane bianco, cross basso, deviazione, ancora Pette, non, la voleva Rudonia, si gira Guadagnoli, il tiro Ragone, l'intercetto di Pettenon, Corsino non lo evita, ancora Pettenon allarga il piazzato centrale di Bonamaison, diverse chance per raddoppiare, qui il tiro da fuori, calciato da Consiglio, Geraci in velocità, Rudonia gira, pallone per Guadagnoli, punta la porta, pallone sul secondo palo, allontana Rudonia, di controbalzo Birardi, pane bianco, mette basso in mezzo Guadagnoli, verso il primo palo, pallone che scorre Rudonia, di testa Guadagnoli per la corsa di Rudonia, entra in area Rudonia potente, contro Bressan, Manfred sempre di più verso il centro, Mazzara in vantaggio, Misilmeri contro l'Aspro, il gol di Riccioli, il tiro di Birardi, Santana fa correre Corsino, avanza ancora la squadra di Giannusa, pallone dentro, il colpo di testa dalla panchina, il pareggio di Mercanti, l'1-1 dell'Athletic Palermo, esce Guadagnoli, al suo posto Fernandez, si è trovato davanti Giovagnoli, poi scontro in casa Athletic, il recupero di Rudonia, lancio lungo, c'è Fernandez da solo, dall'altro lato il controllo del portoghese, Fernandez e il tiro! Fernandez, anche lui dalla panchina! Allarga il pallone sulla destra, Coco, gira tutto, Fernandez, sponda di testa all'indietro, c'è il tiro al volo di Bonamaison, Ragone si distende, pane bianco, sale lui, il tiro di pane bianco deviato. La battuta della punizione allontana Rudonia di testa. Continua a provarci l'Athletic. Il recupero di Giovagnoli. Fernandez. Sono in 4 a salire. Pallone per Rudonia. Ragone uscito. Ragone uscito. Rudonia che ha appena segnato. Si va a prendere la standing ovation della Trinità. Gonzales. Allarga Coco. Cross in mezzo. Pallone ricevuto da Giovagnoli. Il tiro di Gonzales. Ragone. Battuto corto questo calcio d'angolo con Bonamaison che smette in mezzo a due, cross basso, duello aereo, Fernandez con il corpo difende, ce l'ha sul destro, tiro ancora per un'infinità, pallone sul primo, Ragone si è disteso, Birardi fermato, Pettenon verso Fernandez, sempre tanto spazio per il Geraci con l'Athletic costretto a rientrare, Fernandez in mezzo, Bonamaison, apertura verso Fernandez, si sta divertendo oggi il portoghese, Fernandez, il controllo e il gol del 4-1, doppietta per Marcio Fernandez. Non
Non si concretizza nulla, però è ufficiale la prima vittoria stagionale dei Geraci, un 4-1 pesantissimo all'Athletic Palermo, che subisce la seconda sconfitta stagionale, la seconda di fila